chiusura però vi lasciamo alla presentazione avvenuta ieri all'interno del chiostro del Comune di Corato del film L'anima attesa, dedicato ad Don Tonino Bello, del regista Edoardo Winspear. Grazie per l'attenzione e a più tardi. Edoardo Winspear, con questo film in un certo senso hai creato una sorta di poesia dell'anima. Ma io semplicemente mi sono lasciato ispirare dalla poesia di Don Tonino, perché lui, oltre ad essere un grande prete, un grande uomo di chiesa, un grande uomo, era un grande poeta e quindi era facile. Poi non so se è la piccola poesia del film è all'altezza della poesia di Don Tonino, però secondo me lui ci ha aiutato da lassù. Questo film gira tra il popolo, nel senso che è fuori forse dalle grandi distribuzioni, però si vedono sempre, ogni volta che lo proiettate, centinaia e centinaia di persone che arrivano. Sì, incredibile, ma hanno venduto l'ira di Dio di DVD, perché Don Tonino è molto popolare, non penso che sia merito mio sì, del film, perché parla di Don Tonino. Non è nemmeno un grande film, è semplicemente un film fatto con grande amore, i mezzi erano quelli. Dal punto di vista filmico io forse ho fatto dei film sicuramente più importanti, ma questo è uno dei film più amorevoli che ho fatto e questo penso che il popolo, la gente lo sente. Bene, una serata nel magnifico chiostro del Comune di Corato, organizzata dalla Granoro, che sostiene sempre iniziative benefiche, dedicata a Don Tonino Bello. Certo, una serata importante inserita nell'ambito dell'estate coratina, che vede parecchie manifestazioni di vario genere. A 360 gradi noi ci occupiamo di manifestazioni culturali in tutti i sensi. E questa sera, grazie al contributo della Granoro che ci sostiene veramente da tantissimo tempo, soprattutto in questo momento particolarissimo dell'economia, dobbiamo dire ancora una volta grazie. E questa sera è stata la Granoro a chiedere la collaborazione della Proloco, quindi un consolidato rapporto di stima e di amicizia.